Esce la top 10 dei migliori governatori del Veneto. Al primo posto Luca Zaia. Il presidente della regione Veneto è il più apprezzato d'Italia, almeno secondo lo studio Monitor Regione dell'istituto di ricerca Data Monitor, che enumera i primi 10 governatori in classifica per l'indice di gradimento ottenuto grazie al loro operato. Siamo i primi, non io, siamo noi veneti i primi e fra l'altro cresciamo. Spero che si sia vista questa volontà da parte nostra di amministrare in un momento non facile. Sul podio, dopo Zaia, col suo 62% di preferenze, anche Enrico Rossi dalla Toscana e Stefano Caldoro, presidente della Campania, a pari merito con Vasco Errani, presidente dell'Emilia-Romagna. Nella seconda parte della classifica, al sesto posto, c'è anche Renzo Tondo. Il presidente della regione Friuli Venezia Giulia ha ottenuto il 52,1% delle preferenze. Subisce però un calo dello 0,9% rispetto alla classifica del trimestre precedente. Una conferma di avere oltre il 52% di cittadini che apprezzano quello che stiamo facendo è positivo, soprattutto in un momento come questo in cui le istituzioni sono un po' messe alla berlina. Questa seconda edizione 2012 dell'indagine trimestrale, guardando le variazioni percentuali rispetto a 3 mesi fa, conferma il momento di difficoltà generale che sta vivendo la politica italiana e quindi anche quella del nord-est. Dei 10 in classifica, nella rivelazione riferita al periodo aprile-giugno, infatti, ben 6 governatori hanno un segno negativo più o meno importante, facendo segnare un calo medio quasi dell'1%. Nella top 10 governativa 5 presidenti sono delle regioni del nord, 5 appartengono al centro-sinistra, 5 al centrodestra.